Buona giornata telespettatori della piattaforma di Veneto Globe. Oggi ospitiamo la dottoressa Angela Marsura, che è assessore all'ambiente del comune di Sernaglia della Battaglia. Buongiorno. E parliamo di un argomento per tutte le popolazioni di questa zona molto caro, che è il Piave. Allora, il Piave è il quinto fiume italiano per estensione, ma è famoso perché, come il tuo comune ci ricorda, per le battaglie della Prima Guerra Mondiale. Cosa ha rappresentato questo fiume per i paesi rivieraschi del Piave? Cosa ci puoi raccontare? Sicuramente per un avvenimento più vicino a noi è quello proprio della battaglia del solstizio all'interno della Prima Guerra Mondiale. Si è trovato proprio il fiume Piave come linea di fronte, ma anche nel passato per le comunità rivierasche è stato molto importante. A Sernaglia in particolare c'era un porto fluviale e quindi si può immaginare il fervore attorno a un porto che si faceva l'attraversamento da Sernaglia al Montello e in più anche per i commerci da Belluno a Venezia durante l'epoca della Serenissima era sicuramente molto frequentato e ha influenzato le popolazioni. Tanto che una volta, adesso noi lo chiamiamo al maschile il Piave, ricordando D'Annunzio, no? Però prima lo si chiamava la Piave, per questo rapporto quasi materno, quasi che dava vita, no, alle popolazioni rivierasche. Esatto, sì. C'è anche un ritorno a volerlo chiamare la Piave. Ci sono delle associazioni che sono particolarmente sensibili alle tematiche legate all'acqua e ai percorsi anche didattici sul Piave. Femminile, insomma, che dà più... Sì, cercano di ricordarlo. Se ricordiamo, per esempio, in Francia la Senna sono rimasti al femminile. Invece D'Annunzio ha voluto rendere maschi questi fiumi proprio perché lì si sono combattute le guerre, quelle più cattive, quindi dice non può rimanere femminile ma deve essere maschile. E voi che siete comunque rivieraschi del Piave avete molta attenzione per il fiume e fate un convegno sullo stato di salute del Piave. Cosa ci puoi raccontare di questo convegno che fate? Quando è che lo fate? Sarà il prossimo sabato 25 febbraio nel pomeriggio nella sala comunale di Sernaglia. Sì, hai detto bene, sullo stato di salute del Piave. Vogliamo proprio interrogarci sull'acqua. Siamo partiti un po' da questo tema, sia l'acqua quando è poca, sia quando è troppa. Perché in realtà il Piave ha tutte e due le emergenze, la siccità e le piene. E le piene, le alluvioni, le esondazioni. Ma un po' questa idea è partita un po' dal 50° anniversario dall'alluvione del 66, perché a partire dall'autunno scorso, autunno 2016, si è ricominciato a parlare di Piave, del suo stato di salute. Ma quell'alluvione aveva colpito anche le vostre zone oppure solo quelle più basse? Quelle più della bassa, sì. Ci sono state esondazioni a Sernaglia ma non hanno causato i danni della bassa. Quindi ecco, visto che si è ritornato a parlare di Piave, volevamo approfondire anche noi degli aspetti legati allo stato di salute e quindi l'acqua nella sua interezza, sia appunto quando ce n'è, che parliamo di siccità, che quando si parla di esondazioni. Voi avete fatto anche degli interventi per avvicinare le persone al Piave, no? Ma sì, le persone sono sempre andate al Piave, sono sempre, soprattutto dal punto di vista turistico, e abbiamo semplicemente cercato di rendere più accogliente il Greto. In un'area in particolare abbiamo ricavato un anfiteatro che di fatto diventa una cassa di espansione naturale. Durante l'inverno, quando ci sono le piene, si allaga. Invece poi d'estate viene utilizzato come arena per i concerti, per fare delle serate a tema e anche come luogo per passare una domenica. Ci sono dei barbecue, ci sono delle panche, delle tavole
C'è anche la proposta di candidare tutto il corso del Piave a patrimonio dell'umanità, no? Sì. Magari quella la potete sposare voi che avete a cuore il Piave. E il vostro convegno è un convegno che si intitola Piave, Stato ecologico a rischio. E in questa domanda voi avete chiamato dei relatori molto di pregio che svilupperanno tutta questa tematica, quindi sia dal punto di vista idrologico che come si svolge questo convegno. Sì, appunto volevamo dare un approccio multidisciplinare, pluridisciplinare, più esperti. Sono molti davvero poi, no? Sì. Più esperti nella materia acqua ci faranno riflettere sulle loro discipline che si occupano di acqua. Allora, abbiamo degli ingegneri idraulici, il primo, Antonio Rusconi, è stato anche segretario dell'autorità di bacino dei fiumi, Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Bacchiglione. E lui, diciamo, metterà le carte in tavola, parlerà di quelle che sono anche le direttive europee in merito alla gestione acque e alla gestione alluvioni. Anche perché i comuni possono poco in realtà, no? Sì, sì. Possono più che altro stimolare ad argomentare di questo argomento. Le riflessioni e gli argomenti, sì. Però penso sarà interessante già il primo intervento dell'ingegner Rusconi, perché ci spiega come sempre di più si cerchi di fare gestione delle acque insieme alla gestione delle alluvioni, quindi se c'è da salvaguardare l'acqua, la quantità e la qualità dell'acqua, si cerca di fare anche pensando che potrebbe venire l'alluvione e viceversa, fare interventi per risolvere il problema esondazioni, dando un occhio alla salubrità dell'acqua, del paesaggio e dell'ambiente, l'ecosistema in generale. Quindi si parlerà più di alluvioni o si parlerà anche della siccità del Piave? Perché leggevo oggi sul giornale che si parlava che il Piave è in secca, che i pesci sono a rischio, per cui ci sono entrambi le difficoltà che si trova a vivere questo fiume. Le facce della medaglia del nostro Piave, ma un po' di tutto, perché ecco, l'ingegnere poi Ezio Todini parlerà sì delle soluzioni alle alluvioni, come anche Paolo Forti, che invece è un geologo. Lui si addentrerà anche sul discorso diga di Falzè, perché resta sempre quella possibile opera che andrebbe a tagliare a metà il Piave proprio all'altezza di Falzè, e in questo caso Paolo Forti interverrà sul fatto che... Quindi lui esporrà quelli che potrebbero essere i pro e contro di questo intervento. Esatto, dal punto di vista geologico. Vallerani invece, il professore Francesco Vallerani dell'Università Ca' Foscari di Venezia, avrà un intervento più che altro sul paesaggio, che è quello che lui è esperto, geografia e paesaggio, e quindi parlerà anche di acqua che non c'è, sicuramente acqua che non c'è, ambiente che viene maltrattato, e qual è, il suo titolo è proprio Valutazione estetica, qualità ambientale e benessere sociale. Tutto quello che ruota attorno a questo, e anche dell'intervento antropico c'è qualche, oltre alla diga, c'è qualche intervento? Voi avete, non conosco molto la vostra parte di Piave, ci sono delle case, delle abitazioni vicine al Gretto del Piave oppure? Ce ne sono, sì, lì attorno anche all'area dell'anfiteatro, che erano state esondate nel 66, erano state evacuate, quindi esistevano già prima del 66. Dopo si è capito che non bisognava più costruire e poi comunque anche le normative in materia di costruzioni a ridosso dei fiumi sono ben precise, insomma, no? Esatto.
E ecco però sulla questione opere aspettiamo proprio l'intervento del funzionario della Regione, che sarà ospite Marco Pugliatti, direttore della Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto, e quindi da lui insomma ci aspettiamo che ci dica quali sono le priorità, le opere che loro intendono. Sì, anche perché poi loro danno l'indirizzo, no? Certo. E alla fine praticamente si chiude con capire qual è lo stato di rischio del Piave. Sì. E come mai a voi è scaturita l'idea di fare questo? Cioè, ci sono molti comuni rivieraschi del Piave, però insomma, mi sembra che voi particolarmente avete a cuore questo argomento, perché siete una giunta più sensibile di altri o perché avete delle problematiche da trattare rispetto a altri comuni? Insomma? Sì, secondo me siamo sensibili come amministrazione, ma di fatto rispondiamo a quello che sono anche le richieste della cittadinanza. La cittadinanza è sensibile al tema Piave, è stata molto coinvolta per esempio nel 2012 quando si riparlava fortemente di diga di Falzè, la popolazione... quello è un elemento che scatena l'interesse, no? Sì, sì, perché ti trovi a difendere un po' il tuo territorio e quindi è qualcosa che accomuna un po' tutta la cittadinanza, sì. Voi avete poi, tralasciando un secondo, ma del Piave ne abbiamo parlato, della vostra sensibilità al Piave ne abbiamo parlato, avete anche altri luoghi a livello ambientalistico molto importanti, mi sembra ci fossero anche nei luoghi del cuore, no? Sì, è vero, sì, il FAI quest'anno ha promosso, chiesto di votare per i luoghi del cuore anche i paludi del quartiere del Piave e le fontane bianche. Sono dei luoghi sì naturalistici che di fatto anche turistici, noi per parlare di turismo nella nostra zona parliamo di turismo ambientale più che altro. Ma in questi, mi sembra di essere stata con la scuola Fontane Bianche, no? Voi promuovete qualcosa come comune, non so, delle attività didattiche in questi posti oppure sì. no? Sì, in collaborazione con l'Associazione Lega Ambiente di Sernaglia proponiamo alle scuole le visite guidate all'anello didattico delle Fontane Bianche. È un'area di risorgiva che alimenta anche il Piave, perché poi quindi è vicina. È vicinissima, sì, tra Fontine. Appartiene insomma all'area ambientalistica del Piave. Sì, insomma. Esatto. E in quest'area di risorgiva è stato ricavato un anello percorribile in circa un'ora e mezza, 2, dove appunto le guide di Lega Ambiente spiegano tutto l'aspetto naturalistico, biologico. Ma con il FAI avete avuto, No, non abbiamo raggiunto nessuna una buona posizione. No, purtroppo no. Anche perché i primi arrivati mi sembra abbiano ci avevano dei tanti da supporto. Tanti supporti. Sì, ma adesso ci impegneremo. Ma anche l'area dei Palù è molto bella, no? L'area dei Palù sì, la condividiamo insieme ai comuni di Vidor, Moriago della Battaglia e Fara di Soligo, e sono circa 600 ettari di paesaggio, allora è un po' il paesaggio a bocage, quello francese, prati chiusi, circondati da siepi e da fossati. Ma quelli si possono, cioè se uno vuole andare a fare un picnic lo può fare o ci sono le aree evocate per poterlo fare? Allora, nelle aree di accesso è possibile. Perché comunque sono private, sono vincolate? Ma sono private più che altro e non sono attrezzate a rimanerci per un barbecue o per altre attività. Si possono attraversare, ci sono dei percorsi che le attraversano, ci sono le cartine in cui è possibile. E se uno volesse informarsi circa questi percorsi nel vostro sito trova delle informazioni? Sì, le trova nell'area Infopoint, in località Musil, che è tra Sernaglia e Fara di Soligo. Lì è stata attrezzata l'anno scorso con nuovi barbecue, una tettoia dove ci sono
anche delle informazioni proprio sui percorsi e su cosa possono trovare nei palù. Quindi avete un territorio molto bello a livello ambientalistico e paesaggistico da visitare. Allora adesso il nostro tempo è quasi concluso, se vuoi non so, invitare i telespettatori al vostro convegno con una frase conclusiva, ti lascio la parola. Va bene. Sì, spero che la descrizione vi abbia interessato, vi abbia incuriosito sul tema del convegno, e secondo me vale la pena perché ci sono bei personaggi. E poi insomma il Piave ci appartiene, noi in qualche modo lo dobbiamo difendere. Esatto, no? esatto. Allora vi invitiamo tutti sabato 25 febbraio a Sernaglia della Battaglia nella sala comunale polifunzionale alle ore 14:30, si parlerà del Piave e del suo stato di salute. Grazie alla dottoressa Angela Marsura, a presto, buona giornata.